Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio, parliamo del Catania che è già in ritiro in vista dei play-off per la promozione in Serie B. Fra 3 giorni l'esordio, tra poco il sorteggio da cui si conoscerà l'avversario degli etnei. Intanto l'allenatore Zeoli spera di poter contare su un asso nella manica, prolungato anche il contratto di Chiarella fino al giugno del 2027. Il servizio. Quando si fanno queste competizioni l'augurio che si fa a ogni allenatore è quello di trovare l'uomo playoff, no? Anche nelle competizioni internazionali. Pensiamo, che ne so, faccio un esempio a Schillaci della situazione, dunque uno se lo augura. Totò Schillaci, bomber d'Italia 90, storia di 34 anni fa a Marcinota. L'attaccante palermitano era arrivato alla manifestazione più importante del mondo dopo un solo anno di A, alla Juve, con gente tipo Vialli davanti a lui nelle preferenze, e invece ha sbaragliato il campo vincendo la classifica dei cannonieri e segnando in tutti i modi, di testa, di piede, di fino e di potenza. Poi un lento declino, ma la favola resta. Una favola, appunto, che il Catania spera di vivere nei prossimi play-off. La stagione regolare presa nella sua interezza dice il contrario, ma la vittoria in Coppa Italia, il blasone, la carica del Massimino autorizzano a sperare. Chi può essere allora lo Schillaci di Zeoli? In attacco Cianci, ad esempio, ha fatto benissimo nelle ultime partite. Di Carmine invece ha avuto più difficoltà, ma potrebbe essere lui a sostenere il Catania negli spareggi. Vedremo. Intanto gli etnei vogliono sfruttare al massimo anche il mini ritiro di Fiuggi. Credo che sia una scelta giusta in questo momento, anche perché rimanendo a Catania poi partire lunedì mattina non sappiamo dove, invece lì stiamo insieme, guardiamo gli avversari insieme. Intanto è arrivata la notizia del prolungamento contrattuale fino al 2027 per Marco Chiarella, con un Catania che continua a blindare i giocatori di maggiore prospettiva. In ritiro gli etnei conosceranno il nome del loro avversario nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Il sorteggio di domenica indicherà la strada e poi si comincia da martedì, si fa sul serio. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. L'informazione su Antenna Sicilia invece ritornerà alle 13:30. Quindi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Si indaga sulla dinamica della morte dell'operaio precipitato da una pala eolica a Salemi. La vittima lavorava in subappalto per una società di Benevento. Turista polacca travolta e uccisa mentre attraversava la strada poco distante dal mercato di Ballarò a Palermo. Il conducente dell'auto prima fugge, dopo qualche ora si consegna. A Palermo chiuso il congresso nazionale dell'Associazione Magistrati, il presidente Santalucia replica al ministro Nordio, ancora al centro lo scontro sulla riforma che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il ponte sullo Stretto non convince, dubbi anche sulla sponda calabra. Nel progetto della mega opera il pilone sorgerebbe sopra una delle faglie sismiche più attive del Mediterraneo. Tutti in festa per la Corri Catania, il popolo delle magliette bianche invade il centro storico per la tradizionale corsa camminata di solidarietà che oggi coincide anche con la festa della mamma. Piana degli Albanesi, capitale del cannolo, dopo 12 anni torna l'evento che celebra il più tradizionale dei dolci siciliani. Calcio, il Catania pesca l'Atalanta Under 23 nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gara d'andata martedì prossimo a Bergamo. A Palermo invece Mignani suona la carica in vista della prima sfida di playoff di B contro la Sampdoria prevista per venerdì.
Ancora buongiorno. Dopo il recupero del corpo di Giuseppe Carpinelli, l'operaio morto ieri a Salemi, la Procura di Marsala ha aperto una indagine, sequestrato il cantiere, mentre sul corpo della vittima sarà eseguita l'autopsia. Intanto i carabinieri hanno iniziato da ieri sera a sentire i colleghi di Carpinelli per stabilire cosa sia potuto accadere dentro quella maledetta pala eolica. Laura Spanò. Il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai colleghi di Trapani e Salemi, hanno dovuto lavorare parecchio ieri sera per recuperare il corpo senza vita di Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di Benevento. L'operaio ieri pomeriggio attorno alle 15:15, mentre si trovava all'interno della pala eolica numero 3 del Parco Erghe 69 di contrada Ranchi Bilotto a Salemi, è morto dopo un volo di 48 metri rimanendo sospeso in aria. La pala su cui lavorava è alta 112 metri. Carpinelli lavorava per la ditta che ha in subappalto il montaggio meccanico delle pale, la IVPC di San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento, società che fa capo a Oreste Vigorito, imprenditore e dirigente sportivo, proprietario e presidente del Benevento Calcio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, tutto è accaduto in un attimo. Carpinelli, così come i colleghi, era provvisto di imbracature e quindi in sicurezza. Raccapricciante la scena a cui hanno assistito impotenti i colleghi di Carpinelli, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi per cercare di aiutare il loro amico, ma ormai non dava più segni di vita. Chi lavora su queste strutture ha di solito grande esperienza, è un lavoro rischioso e basta una disattenzione per perdere la vita. Cos'è successo allora a 112 metri di altezza? Una disattenzione, una manovra, un piede messo male? La Procura di Marsala ha aperto un'indagine, il corpo di Carpinelli sarà sottoposto a autopsia per fugare ogni dubbio. C'è anche un'inchiesta dell'Ispettorato del Lavoro, così come accade in questi casi. Da ieri sera intanto i carabinieri di Salemi hanno iniziato a sentire i colleghi della giovane vittima e si proseguirà con le altre maestranze e datori di lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire cosa sia potuto accadere ieri poco prima delle 15:15. Intanto cresce la rabbia dei sindacati perché il lavoro straordinario di sabato era così urgente, si chiede Francesco Foti, segretario regionale della CGIL FIOM, il sindacato dei metalmeccanici. Carpinelli è la sesta vittima di incidenti sul lavoro in pochi giorni in Sicilia, dopo i 5 operai morti a Casteldaccia. Parliamo ancora di lavoro e di morti sul lavoro, perché sarà lutto in tutta la provincia di Palermo domani, nella giornata degli ultimi 2 funerali delle vittime della strage di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai. Sempre domani sul tavolo dei magistrati arriveranno tutte le relazioni tecniche e i referti autopsici preliminari. Maglio Viola. Sono le giornate del dolore e degli ultimi addii alle 5 vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia nel Palermitano. Giornate cariche di pathos non solo per le famiglie delle vittime, ma per l'intera comunità. Ieri si sono svolti i primi 3 funerali fra le province di Palermo e Trapani, domani si terranno gli altri 2. E proprio domani per l'intera provincia di Palermo sarà una giornata di lutto indetta dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla. Non si può morire di lavoro, è il grido unanime risuonato dalle parole delle omelie, a cominciare da quella dell'arcivescovo di Monreale che ha officiato i funerali di Giordano a Partinico. Migliorano lentamente intanto le condizioni di Domenico Viola, il 6º operaio coinvolto nella tragedia, è salvatosi perché è sceso per ultimo e recuperato per primo. È ancora in pericolo di vita e la prognosi è riservata, ma i medici cominciano a vedere qualche speranza. Sul fronte delle indagini lunedì saranno sul tavolo dei magistrati le relazioni su tutte le autopsie e gli inquirenti potrebbero decidere di iscrivere altre persone nel registro degli indagati, oltre a Nicolò Di Salvo, titolare dell'impresa per cui lavoravano 3 degli operai morti. Fra le vittime c'è anche il suo socio. Infine c'è un altro aspetto su cui saranno necessari chiarimenti. Gli operai decisero di scendere per liberare una sonda incastrata, ma anche perché i tombini erano inaccessibili, ostruiti dal rifacimento dell'asfalto. Un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Ancora un'altra tragedia nella notte a Palermo. Una turista polacca è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada poco distante dal mercato di Ballarò. L'uomo che l'ha investita dapprima è fuggito per poi consegnarsi all'alba alle forze dell'ordine. Ancora il servizio di Maglio Viola.
Investe e uccide una turista che sta attraversando la strada e fugge. La tragedia si è consumata la scorsa notte intorno alle 2 in Corso Tucori, una strada molto frequentata di Palermo fra la stazione centrale e uno degli ingressi dello storico mercato di Ballarò. La donna stava attraversando insieme al marito quando un'auto, una Smart, l'ha colpita in pieno lasciandola senza vita sull'asfalto e fuggendo via. A constatare la morte sono stati i sanitari del 118 che hanno tentato una corsa disperata in ospedale, dove però è stato confermato il decesso. Subito è partita la caccia al pirata della strada da parte di Polizia Municipale e Polizia di Stato. L'investitore, un palermitano di 46 anni, si è presentato all'alba al comando di Polizia Municipale in via Ugo La Malfa. Era già stato individuato ma si è costituito prima che lo andassero a prendere. Nel corso del controllo all'alcol test all'alba aveva un valore di 0,52, leggermente superiore ai limiti di legge, ma il sospetto è che alle 2 di notte il tasso alcolemico fosse molto più alto. L'uomo vive con la compagna proprio in Corso Tucori e stava tornando a casa quando è avvenuto l'investimento mortale. La vittima si chiamava Patricia Bartosik-Weder e aveva 31 anni. Agli atti dell'inchiesta anche il racconto del marito che ha assistito impotente alla morte della moglie. I carabinieri di Piazza Dante a Catania hanno posto agli arresti domiciliari, in luogo diverso dalla casa familiare, un catanese di 53 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L'uomo, che assumeva cocaina, era quotidianamente violento nei confronti della moglie, finita in ospedale in codice rosso, e del figlio 21enne. Pretendeva dalla moglie 50 euro al giorno per la droga e dietro il rifiuto della donna cominciava a minacciarla e ad umiliarla per una sua disabilità fisica. Oggi giornata conclusiva a Palermo del congresso nazionale dell'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. La riforma della giustizia sempre al centro dello scontro politico tra i big. Emanuela Corsi. La macchina della giustizia è ancora lenta, ma recupera anche velocemente una maggiore efficienza. Così il presidente dell'ANM, Giuseppe Santalucia, ai giornalisti a margine del 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che si è concluso oggi a Palermo. Santalucia, parlando di riforma della giustizia, si è poi rivolto al guardasigilli Nordio, al ministro che ci dice che non è in discussione l'indipendenza del pubblico ministero e che il PM di domani avrà la stessa indipendenza. Diciamo, ma se è così, perché toccarlo? Teniamoci l'indipendenza che abbiamo già. Sulla riforma costituzionale poi ha proseguito Santalucia, l'ANM è critica e non è possibile accorciare le distanze dialogando. Il presidente ha poi chiarito la posizione dell'associazione sulle riforme. Non è la nostra una posizione di chiusura, ma ci sono le riforme e le cattive riforme. Dopo Nordio, Matteo Renzi e dell'Ischlein, ospiti ieri del congresso, oggi è stata la volta del presidente pentastellato Giuseppe Conte, che dal palco del Convention Center è intervenuto sui recenti attacchi da parte di alcuni ministri che parlano di giustizia ad orologeria dopo i fatti di Genova. In questi giorni fior di ministri che dichiarano, denunciano al solito la giustizia a orologeria, la formula bon à tout faire in un paese dove ci sono elezioni di continuo. Oppure ancora accusano la magistratura di invadere gli spazi riservati alla politica. Un'accusa, se ci pensate, che può essere ridicolo, perché sembra quasi postulare che la politica abbia il diritto di occupare indisturbata gli spazi del malaffare. Non solo i big della politica, tra gli ospiti del congresso, lo ricordiamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto giovedì al Teatro Massimo con un'ovazione e minuti di applausi in sala. E il congresso ha ratificato il proprio no, il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere, proprio per quello che abbiamo sentito nel servizio. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto. Restano ancora dubbi sulla mega infrastruttura, si apre un nuovo capitolo, quello del pilastro che poggerà su una faglia sismica attiva dal lato Calabria. Ci racconta tutto Francesco Triolo. I dubbi sul progetto del ponte sullo Stretto non sono solo sulla sponda siciliana. A Villa San Giovanni ci si prepara alla grande manifestazione del 18 maggio che vedrà proprio lì convogliare il popolo dei No Ponte, e dalla Calabria arrivano altre perplessità, quelle legate ai pilastri che dovranno sorreggere l'infrastruttura dalla parte proprio del continente.
Le perplessità maggiori sono per un progetto che in 2 mesi verrà rielaborato alla luce delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente, ma che secondo le associazioni no pontiste presenta comunque delle falle enormi sullo studio di impatto ambientale. E poi c'è il nodo dei terremoti, non un tema banale a queste latitudini, considerato che lo Stretto di Messina è da sempre una delle faglie del Mediterraneo più attive e pericolose. L'ultima osservazione, ovvero che il pilastro calabrese poggerà proprio sulla faglia attiva, arriva da chi sta lavorando ad una relazione tecnica che l'amministrazione di Villa San Giovanni, così come ha fatto quella di Messina, ha intenzione di consegnare in tempi brevi alla commissione del Ministero dell'Ambiente che dovrà valutare il progetto, che nei giorni scorsi è stata proprio sia a Messina che a Villa San Giovanni. Una visita programmata per vedere lo stato dei luoghi alla luce del carteggio che le è stato inviato, ma che servirà a poco in concreto, se non ad un atto formale per il passaggio di consegne che avverrà entro la fine di maggio. I componenti della commissione infatti decadranno a breve ed a valutare le osservazioni saranno i nuovi. Adesso ci spostiamo a Siracusa, dove arrivano tante lamentele per le condizioni del verde pubblico. In molti si sono rivolti anche al nostro telegiornale, ha raccolto questo sfogo Francesco Aloi. Siracusa, città amica dell'ambiente, lo dimostrano le tante piste ciclabili, ma anche l'erba che cresce ovunque. La situazione è questa, dalla periferia al centro non cambia nulla. In effetti potrebbero pulire più spesso e togliere tutte queste erbacce che danno fastidio effettivamente. Facendo un giro per le strade della città viene subito in mente una parola, abbandono. Eh sì, perché quello che vediamo dimostra proprio questo. L'erba non viene tagliata da mesi e mesi e in mezzo si trovano anche rifiuti, come nel caso di Via Gatocle, vicinissima al Corso Gelone e al Pantheon, una zona piena di turisti. Si perde un po' quello che è il valore della città, cioè il turista vede tante cose belle però allo stesso tempo vede tanto degrado e questo non fa una bella impressione alla città e sicuramente non porta una buona pubblicità. Spostandoci un po' arriviamo in Piazza Adda. Da poco sono stati piantati nuovi alberi, ma il verde che più salta all'occhio è questo. Potrebbe essere tutto sistemato in maniera migliore. Per quello che si vede c'è poca cura, ci vorrebbe più controllo da parte sicuramente dell'amministrazione. Andando alla Pizzuta, periferia, cambia la zona ma non il degrado. Ogni commento qui risulta superfluo. Quello che è certo però è che a Siracusa non manca il verde, e che verde. Adesso parliamo di ambiente perché non si fermano gli spiaggiamenti delle tartarughe marine in Sicilia. È stata infatti ritrovata e recuperata da una volontaria di Mare Vivo la carcassa di un bellissimo esemplare di 40 kg in stato di decomposizione sul litorale di Furnari nel Messinese, sulla spiaggia antistante un villaggio camping. La morte di queste creature costituisce sempre una grave perdita, affermano gli attivisti di Mare Vivo. Le cause quasi tutte riconducibili all'inquinamento marino e agli attrezzi da pesca dispersi in mare. State vedendo appunto le immagini di questo ennesimo spiaggiamento. E adesso andiamo a Catania, dove questa mattina il centro storico è stato invaso dal popolo delle magliette bianche della Corri Catania. La 16ª edizione della corsa camminata di solidarietà, 5 chilometri per realizzare il progetto Officina del Cuore. Allora vediamo la grande festa con Eva Spampinato. Corriamo tutti insieme! È un'energia che si sente forte nell'aria sin dalle prime ore del mattino. Come ogni anno, da 16 anni, la seconda domenica di maggio è il giorno di Corri Catania e le emozioni di chi indossa questa maglietta, simbolo di una corsa camminata di solidarietà, si vedono nei sorrisi, tantissimi, nelle gambe che si muovono seguendo il ritmo del palco, negli abbracci, nelle foto. Ci siamo fatti un selfie per ricordarci questa giornata. 5 chilometri per scoprire le bellezze del centro storico, ma soprattutto per realizzare il progetto 2024, Officina del Cuore. L'attesa è stata tanta e anche le scuole di Catania hanno risposto con grande entusiasmo. Tante le classi, i professori e le famiglie che si sono ritrovate in piazza Università. Abbiamo dato appuntamento raccogliendo tutte le classi ed è stato anche un modo per ritrovarci al di fuori dell'orario scolastico. Corri Catania è la festa di tutti e per tutti, anche di chi corre a bordo di una sedia a rotelle. Una manifestazione che supera i confini della Sicilia. È
arriva fino a Pavia. Io ho sentito parlare di questa manifestazione da anni, quindi abbiamo preso l'occasione di visitare l'Etna, la città, e di correre Corri Catania per la prima volta. Vedo un'emozione, una partecipazione della città che a Pavia non ho mai visto. Bravi! Siamo veramente contenti, le persone sono felici di correre lungo le strade della città insieme per un progetto solidale, non c'è cosa più bella. Alle ore 10 lo start, sono ben oltre 20.000 partecipanti. Quest'anno si corre per realizzare un'area cardiologica attrezzata all'interno dell'ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili. Complimenti, adesso veniamo alla festa della mamma, giornata che si celebra oggi, come sempre la seconda domenica di maggio. Per questa festa non possono mancare i regali, i post sui social e poi le tavolate in famiglia. Il servizio. Seconda domenica di maggio significa festa della mamma. È la prima persona che vediamo appena nati, quella che ci tiene per 9 mesi nella sua pancia. Nessuno quindi può dimenticare questa ricorrenza. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma, non solo oggi. Certo, ogni giorno va apprezzato perché fa sempre di tutto per noi. Come ogni anno nelle strade spuntano tante bancarelle per un piccolo grande regalo. Tutti i giorni la festa della mamma, perché si dice chi tiene la mamma è ricco e non lo sa. Ma c'è anche chi preferisce acquistare qualcosa in gioielleria. Stiamo vendendo in particolar modo la scritta che appunto evince il fatto che la mamma è la cosa più preziosa che ci possa essere al mondo. Peluche o collana, quello che conta comunque è il pensiero. Come ogni festa che si rispetti, anche quella della mamma arriva in tavola. Sulla stessa tavola, dove ci sono primo, secondo, contorno e tanto altro, non può mancare il dolce, preparato da lei o, se non si ha tempo, acquistato in pasticceria. Questo è il dolce più acquistato oggi. Sì, la torta della mamma. È una torta con crema chantilly, fragoline di bosco, panna fresca. Chi vive lontano fa gli auguri con una chiamata e poi ci sono gli immancabili post sui social. Questa domenica intanto è baciata da un bellissimo sole, così si può approfittare per fare una bella passeggiata con la mamma. Va bene, invece noi parliamo di dolci, visto che abbiamo visto qualcuno nel servizio che è appena terminato. Parliamo invece del più tradizionale dei dolci siciliani, il cannolo, che rappresenta insieme tradizione, storia, cultura del territorio. Allora, torna a Piana degli Albanesi, capitale per eccellenza del cannolo siciliano, una sagra che mancava da 12 anni. Ci racconta tutto Marco Gullà. Dopo un'assenza di 12 anni torna l'evento culinario più dolce in Sicilia, la sagra del cannolo di Piana degli Albanesi. La tradizione del cannolo è particolarmente radicata grazie all'influenza della comunità albanese che vi risiede. Il cannolo di Piana degli Albanesi si differenzia principalmente per il ripieno, mentre il ripieno classico è a base di ricotta, zucchero e vaniglia. Infatti la versione di Piana degli Albanesi può contenere ingredienti aggiuntivi come le gocce di cioccolata e il risultato è quello che vedete. Siamo riusciti a organizzare questa bellissima manifestazione con i nostri maestri pasticceri. Abbiamo coinvolto anche le pasticcerie di Santa Cristina Gela insieme per poter offrire il Sua Maestà il cannolo di Piana degli Albanesi. Quindi non c'è solo cannolo in questa bellissima sagra, avrete anche la possibilità di degustare i prodotti di eccellenza del circondario, prodotti a chilometro zero. Avrete anche la possibilità di verificare con mano la fragranza della nostra magnifica buccia. Non solo cannolo, una sagra che ha anche una forte connotazione culturale, con visite gratuite e guidate a tanti luoghi di interesse artistico e monumentale di Piana degli Albanesi. E quindi non ci resta che dire: viva il cannolo! E noi ci associamo a questo Viva il Cannolo. In occasione del 160° anniversario della nascita della Croce Rossa cambiamo decisamente argomento. Tante le iniziative organizzate dai volontari per le fasce più vulnerabili. Da Cireale consegnate 150 pizze alle famiglie più bisognose. Emanuela Corsi.
150 pizze consegnate alle famiglie bisognose di Acireale. È solo una delle tante iniziative realizzate nel catanese da Croce Rossa in occasione dei 160 anni dalla sua fondazione. Una pizza per gli indigenti, una pizza che simbolicamente mangiata a casa è come se fosse condivisa con noi. Abbiamo voluto festeggiare il nostro giorno, il giorno della nostra istituzione, perché ricorda la nascita del nostro fondatore Henri Dunant. Da lì vogliamo festeggiare con le persone che ogni giorno ci chiedono una mano, che ci chiedono la mano, di stringergli la mano, ci chiedono un sorriso. Quindi simbolicamente arrivare con una pizza a casa della gente per noi è stato voler dire: vogliamo mangiare e festeggiare insieme a voi. Lunedì vivremo lo stesso momento di convivialità a distanza, quindi ognuno da casa propria, su Aci Catena, quindi con quelle altre famiglie che vivono in una situazione di disagio all'interno del territorio catenoto. È l'umanità il primo principio della Croce Rossa, da sempre alla base di ogni sua azione, dai gesti più piccoli ai più grandi che animano il motto tutti fratelli. Raccontare la storia di Croce Rossa in quasi 2 secoli è possibile farlo solo con una parola: umanità. L'intento della nostra associazione in questi 160 anni in Italia, e non solo, è stato quello di diffondere umanità. Il nostro motto è ovunque per chiunque, senza distinzioni. Oggi la Croce Rossa italiana è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, opera in progetti all'estero ed è parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di sport. Tanto sport nella seconda parte, proprio a partire dai play-off che dovranno disputare il Catania in Serie C e il Palermo in Serie B. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, partiamo dai play-off che dovrà disputare il Catania. Si conosce finalmente l'avversario, è stata sorteggiata, il Catania pesca l'Atalanta Under 23 nel primo turno della fase nazionale dei play-off. Gara d'andata martedì prossimo in casa dei neroazzurri. Marco Carli. Sarà Atalanta Under 23 Catania la sfida del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Questo ha stabilito il sorteggio. I bergamaschi, nelle prime 2 partite degli spareggi promozione, quelle relative al girone, hanno sempre sfruttato il fattore campo. I nerazzurri hanno sconfitto il Trento con il punteggio di 3-1 e hanno pareggiato con Legnago 1-1, usufruendo della possibilità di passare il turno per via della migliore classifica al termine della stagione regolare. Questo è il quadro completo del primo turno della fase nazionale, gare d'andata che si giocheranno martedì 14, oltre Atalanta Under 23 Catania, questo è il programma: Perugia Carrarese, Taranto Vicenza, Triestina Benevento e Juventus Next Gen Casertana. Il ritorno si disputa a campi invertiti sabato 18. L'Atalanta presenta nel proprio organico giovani di valore che hanno già esordito in prima squadra, in un'annata molto positiva che ha visto i nerazzurri, la prima squadra ovviamente, qualificarsi alle finali di Europa League e Coppa Italia. Curiosamente Zeoli nella conferenza stampa di venerdì si era soffermato proprio sui bergamaschi giunti quinti al termine della stagione regolare nel girone A. Per quanto riguarda le Under 23, lì sono leggermente più avvantaggiato perché fino a 2 anni fa erano giocatori che ho affrontato con la Primavera del Torino, dunque ci sono giocatori nazionali importanti e non vanno sottovalutate per tanti motivi. Come le altre teste di serie, il Catania si qualificherà al turno successivo anche con 2 pareggi o con una vittoria e una sconfitta, ma con una differenza reti complessiva, non negativa. Ma ci sarà tempo per pensarci. Intanto adesso il Catania si concentra sulla partita di andata, 2 giorni per prepararla nel miglior modo possibile, usufruendo anche del lavoro svolto nelle ultime 2 settimane. E attenzione perché la trasferta di Bergamo per i tifosi rossazzurri potrebbe essere autorizzata solo a coloro che saranno in possesso della tessera del tifoso. Quindi insomma vi aggiorneremo anche su questo aspetto. Adesso parliamo del Palermo che lavora verso la sfida di venerdì sera contro la Sampdoria al Barbera, valevole per il primo turno dei play-off di Serie B. Il Palermo si gioca la promozione in Serie A, allora il tecnico Mignani suona la carica. Marco Gulla. Ripartire da zero è l'obiettivo del Palermo dopo aver mantenuto il 6° posto. Venerdì sera al Barbera nel primo turno playoff contro la Sampdoria, Mignani chiede alla sua squadra di resettarsi e giocare come se ci fosse un nuovo campionato. Del resto nei playoff tutto è davvero possibile. Ecco perché il Palermo crede alla possibilità di poter dire la sua in questa corsa per l'ultimo posto promozione. Pace fatta con i tifosi rosanero. Noi cerchiamo sempre di dare tutto in campo, poi ci sono delle volte che riusciamo, sono altre volte
le cose non vanno come vogliamo. Questo è il calcio, è la vita, ma l'importante è di non mollare, avere sempre la testa alta e giocare partita. Rosanero che proseguono la preparazione in attesa della sfida di venerdì. Non ci sarà né Del Ciaru che è squalificato, Ceccaroni verso il recupero, così come Gomez. Venduti già oltre 10.000 biglietti, il Barbera sarà quasi sold out. E adesso parliamo dello storico successo per il Paternò che si è aggiudicato la Coppa Italia dilettanti e dunque vola in Serie D. Decisiva la vittoria per 1-0 sulla Solbietese, arrivata al termine della stagione vissuta in campionato con una continua sfida al vertice con Enna e Modica. Nella finale di Firenze contro la Solbietese i rossoazzurri paternesi di Filippo Raciti si sono imposti grazie a una rete di Asero, l'ultima vittoria siciliana in Coppa Italia dilettanti, lo ricordiamo, risaliva a 24 anni fa con l'Orlandino. Cambiamo sport, parliamo di pallanuoto maschile in questo caso, vediamo le immagini in Serie 1 salvezza centrata dalla Nuoto Catania grazie alla vittoria in semifinale play-out sulla Roma Vis Nova in gara 3 per 18-12. Circa 700 gli spettatori che dalla piscina Scuderi hanno supportato i rossazzurri di Giuseppe Dato. Decisiva per il successo finale l'ultima frazione nella quale gli etnei hanno fatto la differenza grazie a un parziale di 6-2. E questa è l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la prossima edizione con l'informazione di Antenne Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buona domenica a tutti.